Santo Stefano Quisquina si prepara a fare la festa a una delle eccellenze del proprio territorio, il formaggio. Il formaggio e i nostri prodotti lattiero-caseari, siamo alla 17ª edizione della Sagra, un vero trionfo di odori e sapori dei nostri prodotti lattiero-caseari. Qual è il segreto per avere un buon formaggio? Il segreto è la bontà dei nostri pascoli, il segreto è la nostra aria, la nostra acqua e devo dire le nostre intelligenze. Quest'anno il miglior pecorino DOP è stato assegnato alla nostra azienda di Santo Stefano Quisquina, il Trinacria d'Orio, a conferma che i produttori stanno andando nella giusta direzione. Ma anche sul versante dei dolci, la vostra ricotta è veramente al top. Assolutamente, la nostra crema di ricotta ormai è un prodotto di nicchia, di punta, che ha conquistato anche i mercati del nord. E devo dire che un cannolo fatto con la crema di ricotta di Santo Stefano Quisquina è veramente ormai al top, un'eccellenza dei prodotti di pasticceria. Il formaggio che muove l'economia del territorio? Il formaggio muove l'economia, ma speriamo di fare ancora meglio, di fare ancora bene, perché vogliamo rilanciare le nostre eccellenze, vogliamo rilanciare i nostri prodotti lattiero-caseari. Per questo siamo in sinergia con i nostri produttori che dopo momenti di scoraggiamento legati alle normative comunitarie stanno rilanciando i caseifici e quindi quella che è la casificazione del nostro prodotto. Santo Stefano Quisquina è un comune del distretto lattiero-caseario, è un comune aderente al GAL Sicani e noi stiamo tentando di lavorare tanto sulla valorizzazione del nostro turismo, un turismo di eccellenza, un turismo di nicchia, e per questo si inquadra il progetto del Paese Albergo per un sano un quieto vivere di paese.